Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una live di Sibilla Interattiva del vostro Marietto Veneziano. Bene, sapete già come è questa piattaforma. Se volete fare una domanda, mi raccomando, nome e data di nascita. È una risposta chiaramente alle persone che continuano a fare le stesse domande, o li preghiamo di contattarci in privato per un consulto privato a pagamento, oppure che desistino di fare le stesse domande perché sennò la cosa diventa ridondante, e le sibille si ubriacano, non funziona così, no? Poi vi ricordo il nome e data di nascita per quali gli amici di Facebook si devono iscrivere a, ecco, la nostra amicizia. Saluta, ciao Elisa, buona giornata, grazie di aver salutato. Comunque, a tutte quelle persone che vogliono, di Facebook gli conviene iscriversi a StreamYard, è gratuito, basta che vanno sopra come si dice, ecco, vedete questo Facebook user, saluta, però non è iscritto a StreamYard e quindi le sue domande purtroppo saranno irricevibili. Se volete fare una domanda, mi raccomando, nome e data di nascita e chiaramente per quelli iscritti a, come si dice, a StreamYard, le domande chiaramente risulteranno. Invece quegli altri che non sono iscritti a StreamYard ci saranno delle problematiche e quindi non possiamo in un certo senso rispondere, perché non si vede il nome di chi o il nickname di chi chiaramente si iscrive. Quindi, detto questo, procediamo ancora a dire le solite cose per ormai le persone che ci seguono, e cioè che abbiamo un sito, eccolo qua, andiamo a vedere, togliamo prima di tutto il saluto del Face, no? E andiamo a vedere, facciamo vedere il nostro sito, vediamolo qua dove è andato nascondo. Questo è il sito, vedete che tolgo il bannerino della giustizia. Ecco, questo è il sito del capitano. Questo sito è un sito che vi dà la possibilità di scaricare più di 20 ebook, 20 ebook gratuiti, ne hanno già scaricati qualcosa come 175.000 e ci sono le istruzioni per circuiti radionici, quadranti radioestesici. È uno dei più, tra virgolette, battuti del panorama, tra virgolette, radionico italiano, sicuramente, anche perché ci sono tantissime informazioni gratuite. Intanto vedo appunto il Facebook user, questo utente, vedete un po', come detto prima, questo utente qua dovrebbe iscriversi gratuitamente a StreamYard, se no la sua domanda, anche se bella, è irricevibile. Andiamo avanti. In più, vi ricordiamo ancora che nel nostro sito abbiamo anche di prodotti shop, tipo il ciondolo magico, programmabile, a parte, si possono, come si dice, inserire altre programmazioni, costa 150 euro più 10 euro di spedizione e in più 10 euro per ogni programma aggiuntivo che si vogliono fare. Eventualmente se ci sono persone che vogliono dei riti propizzatori, noi siamo ben felici di poterli proporre, abbiamo varie tipologie di riti, sul denaro, sul benessere, sull'amore, su tutto quello che fondamentalmente, o su ditte che vogliono incrementare il loro business. Quindi noi siamo sempre disponibili, basta che chiamate me o il De Garda. Bene, detto questo, più o meno abbiamo spiegato, abbiamo anche due gruppi social, Facebook, molto importanti, i casti sacerdotali e radionica radiostesia, teologia ed ermetismo. Benissimo, iniziamo con le domande, vediamo se c'è qualche domanda. Saluto Elisa Sorrentino, l'utente Facebook user e la nostra Agata Massineo. Agata del 65 per Maurizio del 63, se lui mi cercherà, e ancora dei sentimenti, lui è sposato. Allora, la nostra amicizia, vediamo un po' questa Agata. Poi vedo un altro Facebook user, mi chiamo Gabriele, se andrà bene. Allora, scusa un minuto Agatha, che vedi, amica di Facebook, ti devi iscrivere al link sopra di StreamYard, è gratuito perché sennò è irricevibile la domanda. L'ho detto altre volte, lo ripeterò sempre, quindi per persone che vogliono, saluto anche Pierluca, ciao Pierluca, grazie anche per ieri che mi ha avvisato che non c'era sonoro. Bene,
Rispondiamo alla nostra Agata del 65 per Maurizio, se lui la cercherà ancora a sentimenti lui sposato. Vediamo un po'. Questo Maurizio, vediamo un po' sto Maurizio. C'è qualche spintarellina, però non è un sì convinto, è un sì che gli tremano quasi le gambe. Vediamo un po' il da farsi. Voilà. Vediamo un po', Agata, intanto vedo che si è giunta la nostra amicizia, che saluta. Ciao cara, ciao Roberta. Torniamo su alla nostra Agata. Vediamo un po'. Allora, iniziamo subito col botto Agata. Agata, qui vediamo che c'è concorrenza focosa, concorrenza focosa che tu giustamente mi dici è sposato e infatti vedo già che ci sono problemi. Cioè, è già nata una storia un pochettino difficile, vedi? La nemica vuol dire già che ti ha già colpito e ci sarà però un viaggio, un cambiamento. Questo è importante da capire. Sembra quasi che questa nemica possa, adesso vediamo se può aiutare o può danneggiare. Vediamo un po' per la nostra amicizia Agata se la storia può andare avanti oppure nel passato. Guardiamo un po' Agata come la storia, mettiamolo a favore di camera, queste sibille che si vedono bene. Beh, nel passato lui era molto volenteroso, vediamo un po' qua. Lui è del 63. Sembra che ci sia stata una bella volontà nel passato. Un colpo di fortuna e fortemente dei sentimenti. C'era tantissima attrazione fisica, c'era veramente volontà qui, Agata. Nel presente il ritorno sembra che ci sia un ritorno, ma è un tipo anche però che gli piace più avere flirt, cioè cerca una cosa impegnativa, ma cerca una cosa, vedi, modi fuggi, vedi qua questa situazione, sembra un ritorno, c'è un ritorno, però è un ritorno della serie, una delle tante, sembra quasi che lui abbia più interessi per altre persone, però vediamo avanti la stessa. Quindi riceverai sicuramente delle informazioni da lui, c'è qualche sentimento, qui si vede e molto probabilmente sarai tenuta come un'amica, come qualcuno di importante. Comunque nel presente sembra che ci siano delle grandi possibilità di un suo ritorno, però attenzione che sarà un ritorno tenuto segreto, perché mi sembra un pochettino un tizio un po' che guarda sia alla materia, perché vedi qua, oppure l'hai conosciuto anche sul posto di lavoro o un libero professionista, ma vedo che c'è molto probabilmente qualcosina che non va, o un esame, non nel senso un esame scritturale, ma proprio lui è un tipo che gli piace più prendere che dare a livello sentimentale, è anche pragmatico, quindi attenzione che nel futuro sembra che adesso le cose si stiano sciogliendo e andando nella direzione giusta. Poi vedo nel futuro che ci sono dei segreti, lui che gli piace più prendere che dare, è un tipo anche molto attaccato alla materia. E ti vedo in solitudine, però nascerà di nuovo, secondo me, qualcosa che vedi qua c'è la carta molto probabilmente ritornerà sicuramente sui suoi passi. Quindi io penso che adesso fra un po' vi dovreste risentire molto probabilmente perché gli piace avere questi flirt che però non devi metterci la mano sul fuoco, perché in futuro vedo che vorrà tenere la cosa clandestina, gli piace più prendere che dare, ti sentirai sola e a un certo punto sembra che lui ritorni alla carica. Certo che il finale è la cosa più importante, vediamo che c'è lettera, la matrice, omaggio prezioso. E vedi, io ti vedo ancora che riceverai comunicazioni, telefonate, sms, chat, social, e vedo che tu lo ami ancora tantissimo, però vedi, sembra che sia un tipo troppo attaccato alla materia, vedi,
cioè, vedo più adesso un ritorno magari un po' farfallino, un ritorno che lui vuole fare un flirt, magari è interessato, ma poi mi sembra più, tu lo amerai sempre molto probabilmente, però i suoi sentimenti, vedi, sono attaccati alla materia. Sembra un tipo molto pragmatico, è un narcisista, gli piace più prendere che dare. Quindi anche se dovesse ritornare sarebbe un ritorno sicuramente un pochettino fiacco, un ritorno senza grandi, come si suol dire, senza tante possibilità di successo, è roba clandestina che alla fine dice tutto contrario di tutto. Stai attenta, Agatha. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo un po' la nostra. Abbiamo qui una domandina di una nostra amicizia di Face, Elisabetta, che chiede: vorrei sapere se ci sarà una storia d'amore per il 2000. E intanto, giustamente, grazie, ringrazia l'Agata. Quindi Agata, stai attenta che secondo me c'è un ritorno, ti contatterà ancora, però vorrà fare solo le cose clandestine, non è interessante per te, è una perdita di tempo alla fine, perché poi lui è attaccato alla materia. Tu sarai sempre innamorato di lui, vedo, però alla fine stringi, se non si lavora sull'eterico, lì si raccoglie poco. Bene, vediamo un po' la nostra Elisabetta Sorrentino e vorrei sapere se ci sarà una storia d'amore. Elisabetta, grazie. Bene, vediamo un po' se magari incontra qualcuno di interessante. E la nostra... Ma sembra che ci sia qualcosina, Elisabetta. Infatti sotto lei cosa scrive? Che è single, Bene, vediamo un po'. Facciamo il nostro... Allora, vediamo un po'. Ma sembra che ci sia qualcuno anche che ti voglia aiutare, forse le tue amicizie. C'è qualche movimento, c'è qualcuno che ti vuole presentare magari qualche tua amica che ti vuole presentare magari qualcuno di interessante, però è chiaro che è inutile perdere tempo con i Ballafus. Attualmente la situazione è un po' inclinata. Ma guarda, Elisabetta, ti dico già che è un periodo che devi pensare ad altre cose, secondo me, perché vedi, nel passato, ok, sei stata molto speranzosa, c'era qualcuno che voleva fare qualcosa di importante con te, sicuramente c'era qualcosa di importante. Non so, questa donna giovane, se è entrata nella tua vita come una concorrente o ci poteva essere qualcosa di interessante, tu eri molto forte, però dopo vedi, nel presente ammalato, disgrazia, malattia, cioè è un presente impegnativo, è un presente che non dà tante speranze, no? Poi vedo che sopraggiunge nel futuro qualcuno di interessante. Vedi, però è una cosa, mi sa, più che altro clandestina, vedi? Clandestina perché lui lavorerà molto per poter conquistarti, però vedo molto probabilmente i tuoi figli, vedo qui poi anche un'altra persona che da lontano si proporrà molto più grande. Quindi secondo me ci potrebbero essere due nuove entrate, due nuove persone, due nuovi soggetti che entreranno nella tua vita nel 2022. Uno che vorrà fare le cose clandestine e uno un po' più grande di te, ma non so se questa donna sposata sei tu, cioè sposata nel senso che ha figli sei tu o altri, però vedo che c'è un uomo più grande che ti vorrà aiutare. Però vediamo un po' se il santo vale la candela. Qui vedi gelosia, raffreddamento, nemico, nemica, cioè tutto ciò che si avvicinerà nei prossimi mesi devi tenere in considerazione che ci saranno solo problematiche, vedi raffreddamento, perdita di denaro, gente che ti stalkerizza, che ti spia, donne che ti attaccheranno. Quindi Sibille oggi ci fa proprio capire che sicuramente incontrerai due persone, uno di cui il più grande sarà interessante, poi però non saranno persone che
daranno un grande input nella tua vita. Vedo un'altra amicizia Facebook user che però se non si scrive StreamYard, no, è ricevibile la domanda. Quindi invito tutti gli amici di Facebook, no, di iscriversi alla piattaforma StreamYard. Grazie. Andiamo avanti con quelli che invece alla nostra Alessandra. Alessandra che ci chiede: salve Marietto 71, se riesco a smascherare e ad allontanare parenti altamente nocivi. È una domanda molto, come si dice, molto, insomma, di grande respiro, non è una domanda mirata, però vediamo se si riesce a fare qualcosa con come si dice, con i parenti. E intanto Elisabetta ringrazia. Bene. Torniamo su dalla nostra Alessandra, che vuole vedere se riesce a smascherare sti parenti. Mi sa che Alessandra quest'anno, vediamo un po', vediamo un po' con le Sibille se riesce a smascherare i parenti. Vi ricordo che siamo sempre anche disponibili per consulti privati a pagamento dal costo di 20 euro, 45 minuti, in eventualità qualcuno voglia approfondire certe tematiche. Bene. Un po'. Alessandra. Esatto, hai ragione te, vedo che è una questione anche di materia, terreni, soldi, e sembra che quasi che vogliono iniziare una guerra legale, cioè c'è qualcosa in pentola che bolle per questioni legali, vedi? Il sacerdote, il denaro, il sacerdote è sempre indico di questioni legali, Vediamo un po' per la nostra Alessandra. Hai ragione te, ce n'è più di uno Alessandra, c'è più di uno. Io vedo qui nel passato che c'è stata molta volontà di raggiungere anche dei chiarimenti magari o di capire, vedo che tu stai ragionando, cercando di capire, e vedo che nel passato si è tentato anche forse di fare dei patti, magari non patti scritti, ma patti anche di cercare di trovare una soluzione. Però c'era molto nervosismo e forse tra i tuoi parenti c'è qualcuno che spera in qualcosa, non so che cosa, potrebbe essere qualcosa di materiale o qualcosa che loro ci tengono. Nel presente vedo grande confusione, grandi persone che cercano di ricucire gli strappi con dei finti sotterfugi che sembra quasi allegria, ma poi vedi disgrazia, si cerca di comunicare. Però non è facile perché vedi allegrezza di cuore, sembra qualcuno che sia felice di attaccarti in modo segreto, vedi il militare, e quindi vedo entusiasmo a fare delle cose segrete contro di te. E infatti poi naturalmente riceverai dei messaggi, delle SMS sui social, o tu hai chiesto anche aiuto magari ad altre amiche, non so, o dei parenti, però vedo che nel futuro riceverai qualche informazione e vedo entrare in scena l'artista che cercherà di mettere un po', non dico bastoni fra le ruote, ma secondo me quando entra l'artista in queste situazioni familiari è sempre una persona che fa perdere denaro, che fa perdere, Insomma, l'artista quando si parla di situazioni familiari non è mai una carta estremamente positiva, ma è una carta pesante, è una carta che non è leggera, è una sibilla che fa capire che ci sono sicuramente delle possibilità, ma lui non riesce ed è coccio, insomma, questa è la situazione. Quindi il finale come sarà, Alessandra? Vediamo un po'. Vedi? Vedo il domestico, la fortuna, però vedi, e poi ci sarà. Quindi scoprire molto probabilmente sì,
però ci saranno cose molto ovviamente che faranno perdere energia, soldi, stabilità. Vedi, c'è voglia di mettere a posto le cose, però attenzione che il domestico magari c'è nei tuoi familiari, parenti, una persona giovane che sembra essere una persona che voglia aiutarti, però vedi poi superbia e morte. Quindi non è facile scoprire fra i vostri parenti chi effettivamente vuole portare giustizia, lealtà e invece chi vuole, perché ho visto che ci sono tante persone, soprattutto l'artista, che è la persona che sembra che alla fine risolverà i problemi e invece alla fine ne causerà di più grossi. Poi ci sarà uno più giovane che cercherà di fare qualcosa, ma anche lui sarà frenato. Vedo che c'è un'amicizia che saluta, la nostra Mini, vuoi vedere? Mini, Buongiorno Mini, grazie di esserti uniti e tenerci compagnia. Bene, andiamo avanti, vediamo un po'. Eh, Ci sono tantissimi Facebook user. Esatto, esatto, brava. Vedo che l'Alessandra ha scritto proprio, esatto, Alessandra ha scritto proprio come stanno le cose, sì. Esatto. Alessandra hai scritto proprio come stanno le cose e continueranno, sono soggetti un po' così, sono dei birichini. Ok, comunque è così, cioè si vede che lì c'è gente che cerca, fa finta di aiutarti, ma in realtà sono dei un po' birichini. Comunque non ce la fai per quest'anno, a meno che non attivi altri sistemi. Allora, cari miei, continuo a ricevere domande di Facebook così, che non funzionano. Le ho già letto 2 volte. Vi dovete iscrivere a, come ha fatto ad esempio la nostra Mini. Vedete, Mini si è iscritta a StreamYard, ha cercato il link dove iscriversi e chiaramente le sue domande è ricevibile. Le altre domande no. Vediamo se quest'anno Mini, ma lavori, sei a casa? Fai una domanda più articolata, perché visto che hai la possibilità di fare una domanda gratuita, è meglio che la fai più articolata. Se no, non so se lavori, insomma, non so se hai un negozio, un'attività, niente. Quindi invito gli amici di Face di iscriversi a StreamYard, non costa nulla, l'hanno fatto gli altri utenti. Vediamo un po' se Mini aggiunge e fa Facebook, se non ti puoi iscriversi purtroppo non potrai mai fare domande, allora vai sul tubo e fai le domande nei nostri canali YouTube. Bene, ecco, la nostra Mini ci spiega che ha un lavoro ma è in aspettativa. Vediamo un po' come vanno le domande. Vedo che ci saranno problematiche anche quest'anno, Mini. Comunque Mini, dovresti mettere anche il nome, perché il Mini, poi magari rispondiamo alla Mini del piano di sopra. Mini, potresti mettere anche il tuo nome, perché la data di nascita la vedo chiara, no? Però, del 62, però il nome non lo leggo e quindi non so a che scia energetica collegarmi. Infatti magari è sfalsata anche la risposta. Quindi aspettiamo il nome da Mini. Intanto andiamo a vedere gli altri Facebook. L'Alessandra abbiamo risposto, l'Elisabetta abbiamo risposto, l'Agata abbiamo risposto. Vediamo un po' se c'è Antonella. Ecco, sì, giusto, Antonella, perché vedete, perché sennò il problema è che se non è completa a pizziconi chiaramente del 62 chiaramente posso prendere la scena energetica del vicino di casa o del mio vicino di casa che è del 62 magari. Bene, ti vedo malinconica Antonella, ti vedo malinconica perché sembra che hai perso
forza, stimolo, hai perso la scintilla, si vede, vedi qua, sei un po' triste, è un periodo pesante, però sembra che potenzialmente ci possa essere un momento di risveglio. Vediamo un po'. Nel passato è stato duro, adesso blocchi. Però allora, situazione Antonella non è proprio, come si suol dire, nel passato c'è stato un periodo interessante, poi vedo pianti, gente che diceva tutto il contrario di tutto, blocchi importanti. Il presente c'è un blocco importante, vecchi problemi, e vedo che insomma problemi finanziari vedo qua anche, vedi? La vecchia signora è sempre una carta benevola, però è preceduta da due carte che sono pesantemente frenanti. Quindi nel presente la situazione non è sicuramente interessante. Nel futuro vedo che tu sei speranzosa di un ritorno, ma attenzione alle false promesse. Attenzione alle false promesse, infatti perché? Perché poi vedo, tu sei speranzosa di un ritorno, perché ti parleranno, ti diranno che magari la possibilità c'è, ma sono un pochettino viziate da delle bugie. Poi vedo qua che tu penserai molto, però vedi, ti sento sola, vedo perdita di denaro, insomma, questo ritorno sembra quasi che sarà viziato da delle problematiche e tu cercherai di risolvere, Antonella. Quindi andiamo avanti e vediamo il finale. Il finale vedo che sei forte, legalmente ci saranno degli aggiustamenti e poi ci saranno delle novità. Quindi io non vedo un qualcosa a livello economico che farà un fuoco d'artificio. Direi che c'è una situazione in divenire con delle problematiche importanti, però alla fine ti vedo vittoriosa per vie legali. Ci sarà o da mettere un illegale o ci sarà una legge magari che ti aiuterà e farà nascere qualcosa di interessante, però vedi anche qui sempre più che nel futuro prossimo, massimo 9 mesi, ci sarà o una legge o qualcosa che a livello legale ti potrebbe aiutare e vedo che ci saranno delle novità, però più in là non vedo, Antonella. Beh, infatti anche il pendolino aveva detto di no. Bene cari amici, io vi ringrazio che siete stati qui. Ci vediamo domani alle 11:20. Vi ricordo domani sera con il De Garda alle 21:15 nella nostra piattaforma. E per quelli amici di Facebook iscrivetevi come ha fatto Antonella Mini 3. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.